Buongiorno, bentrovati e benvenuti ad Anteprima Corner come ogni lunedì per commentare quelle che sono state le prestazioni delle formazioni della nostra regione, principali formazioni calcistiche. Ovviamente ci riferiamo chiaramente alle formazioni di Serie B e di Serie C e per cominciare andiamo subito a vedere i risultati della Lega Pro, i risultati che chiaramente coinvolgono le formazioni siciliane e non solo del girone meridionale. Siamo alla 22esima giornata, questo è il quadro in attesa poi delle altre partite. Altamura Sorrento 1-1, a Taranto è passato il Messina per 1-0, così come il Picerno è andato a vincere sul campo della Casertana, e poi ancora la Juventus Next Gen che ha acuito il momento difficile del Catania vincendo ieri al Massimino per 2-1. Il Trapani ha perso in casa al Provinciale per 3-0 con il Crotone, mentre invece Latina e Turris è finita 4-1. Sono in programma oggi Cavese Giuliano, Cerignola Avellino e Monopoli Foggia. Si giocherà invece il prossimo 21 gennaio la partita tra Potenza e Benevento, che è stata rinviata proprio per neve. Questa la situazione dei risultati, questo è il quadro dei risultati, ma vediamo anche adesso la classifica del girone meridionale in attesa ovviamente delle altre partite. Questa è una classifica provvisoria evidentemente. Benevento 43 punti, poi il Monopoli a 41, Cerignola 38, Avellino 36, Crotone 36, Potenza 36 punti anche, il Picerno è a 32, a 31 Appaiati, Catania e Giuliano, poi Trapani 29 punti, Sorrento 28, Altamura 27, Latina 26, Cavese e Foggia 25, a 24 punti Juventus Next Gen, poi la Casertana 20, il Messina 19, la Turris a 12 punti. Questo è diciamo la zona che coinvolge le formazioni che sono in questo momento coinvolte nella lotta per i play-out, mentre invece l'ultimo, il Taranto, fanalino di coda, resta lì da solo, praticamente staccatissimo e ormai in una situazione davvero disperata. Come sempre cominciamo la nostra trasmissione occupandoci di Catania, un Catania che ieri ha perso in casa ancora una volta in questa stagione, lo ha fatto contro una formazione, la Juventus Next Gen, che come avete visto è in piena zona play-out, ma che vive un momento sicuramente positivo da quando ha cambiato allenatore. Però è inspiegabile la prestazione della formazione di Toscana, una squadra apparsa in difficoltà non solo sul piano tecnico ma anche sul piano della reazione nervosa e anche sul piano mentale. Ne parliamo con Alessandro Bagliasindi, una sconfitta che ha fatto poi scattare anche la protesta dei supporter rosso-azzurri. Alessandro. Sì, Angelo, buon pomeriggio. Ha fatto scattare la protesta dei tifosi rossoazzurri e ha fatto scattare un primo provvedimento, possiamo definirlo punitivo, adottato dai vertici dirigenziali nei confronti della squadra, che andrà in ritiro a partire da domani e a tempo indeterminato. Andrà in ritiro in una località che è in via di definizione, ma sarà sicuramente fuori dalla Sicilia. Le ipotesi sono in una località nei pressi di Roma o in una località in Calabria nei pressi di Cosenza. Però quello che è certo è che la squadra, come dicevo prima, da domani andrà in ritiro a tempo indeterminato. In teoria, per iniziare a preparare la partita di domenica prossima contro il Picerno, partita in trasferta. In pratica, come dicevo, può essere un provvedimento a più lunga gittata, perché c'è un alto grado di insoddisfazione rispetto a queste prestazioni, quindi la dirigenza nel suo insieme ha preso questa decisione e così starà. Per quanto riguarda la partita di Picerno, poi andiamo ovviamente sull'analisi della gara di ieri, la sconfitta al Massimino, arrivano notizie da Picerno, dalla Basilicata, della possibilità di un rinvio della partita di domenica appunto tra Picerno e Catania, in considerazione insomma del meteo che ha già determinato ieri il rinvio della partita Potenza-Benevento per impraticabilità di campo dovuta alla neve caduta appunto a Potenza, ma per lo stesso motivo e in considerazione di quelle che sono le previsioni meteo
attese in Basilicata e a Picerno nello specifico nei prossimi giorni, la gara di domenica al momento viene data a forte rischio per quanto riguarda la disputa, proprio in considerazione della neve. Fatte queste premesse, Angelo, andiamo sulla partita di ieri. La partita di ieri ci ha confermato, a mio avviso, due cose. Questa è una squadra che ha, anche in assenza di alcuni giocatori, per esempio Di Tacchio, Sturaro, lo stesso Di Gennaro, è una squadra che ha poco peso specifico, cioè una squadra che ha una struttura, a mio avviso, troppo leggera per quanto riguarda le peculiarità del girone C di Serie C. Ed è una considerazione che emerge in tutte le contingenze della partita, dove per esempio si deve lottare sulla seconda palla, ci deve essere, diciamo, una particolare qualità da un punto di vista proprio della struttura, che gli avversari di turno invece portano dalla loro parte, e questi sono fattori che stanno venendo fuori partita dopo partita. Appunto ieri, in contemporanea assenze di Sturaro, di Di Tacchio e di Gennaro, tre giocatori di una certa struttura e volume atletico, questo fatto secondo me è balzato all'occhio in maniera assolutamente evidente. E poi quello che è ormai una costante delle ultime settimane, la scarsa tenuta difensiva, intesa come fase difensiva, che con regolarità presenta il suo conto, perché insomma gli avversari vanno in gol con troppa facilità. L'abbiamo visto in casa contro il Potenza, l'abbiamo visto a Benevento, lo abbiamo visto ieri. È una costante dove evidentemente il lavoro di gruppo per quanto riguarda la fase difensiva è molto meno efficace di quanto era per esempio nella primissima parte della stagione, con l'aggravio che alcuni giocatori fino a quel momento insostituibili quasi, come Di Gennaro e lo stesso Beters, non si possono regalare a nessuno, anche se ieri, a dire il vero, Farroni non ha assolutamente demeritato, però Di Gennaro era evidentemente il perno di questo reparto, e l'infortunio che lo ha tirato fuori ai primi di gennaio è un fattore che purtroppo sta pesando in maniera evidente e rilevante. Alessandro, per quello che riguarda... sì, volevo fare sentire un estratto, proprio una quarantina di secondi, delle parole del tecnico di Mimo Toscano. Sono delle parole chiare su quello che sta vivendo, il momento che sta passando il Catania, quelle che possono essere le soluzioni e come affrontare anche il prossimo mercato. Una quarantina di secondi, sentiamo Toscano, poi torniamo ad analizzare la partita e non solo, vedendo poi anche una grafica particolare che ci testimonia come il Catania in qualche modo lì davanti dipende sempre e solo da un solo giocatore. Fra pochissimo, intanto sentiamo Toscano. In questo momento siamo una squadra fragile, dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista strutturale, puoi reggere una partita, due partite, poi i limiti vengono fuori. Dobbiamo intervenire prima possibile, cambiare strategia e mettere dentro dei giocatori con fame, che arano il campo, che sposano in pieno Catania e questa sfida impegnativa e difficile che abbiamo sposato all'inizio dell'anno. Questo secondo me è il momento. Ci sta dopo una sconfitta in casa del genere che la gente non sia contenta, ma non dobbiamo essere contenti neanche noi, ci deve bruciare dentro anche a noi. Allora, abbiamo sentito Toscano che in qualche modo è stato ancora più esplicito rispetto anche ad altre diciamo, dichiarazioni pre e post gara. Alessandro. Ma Angelo, Toscano giustamente prova a portare insomma, acqua al suo mulino, nel senso che in qualche modo è una palla che passa alla dirigenza ed è un monito per dire facciamo in fretta perché servono urgentemente dei correttivi. Però è altrettanto vero, Angelo, che delle dichiarazioni di questo tipo possono anche rappresentare un boomerang, perché in considerazione della incertezza sulle tempistiche di operatività complessiva sul mercato, tu questi giocatori comunque in linea teorica
fino alla fine di gennaio li devi allenare e utilizzare. Quindi avere fatto determinati passaggi, a mio avviso, può allentare il rapporto tra Toscano e una parte del gruppo. Insomma, i giocatori in odore d'uscita sono quelli che abbiamo già evidenziato a Corner lunedì scorso. Stasera assolutamente faremo un approfondimento su quelle valutazioni e daremo anche degli aggiornamenti in chiave di mercato in entrata, soprattutto sul reparto difensivo, che è il reparto in questo momento che ha le più urgenti necessità di intervento. E quindi sul discorso che ha fatto Toscano, ripeto, è un discorso che ha una sua logica, ma che può rappresentare un boomerang, perché aumenta la distanza tra il tecnico e i giocatori in procinto di andare via da Catania. Alessandro, abbiamo appena un minuto ancora, chiedo alla regia di magari eliminare qualche altro collegamento che abbiamo in questo momento in preparazione, perché abbiamo un disturbo nell'audio. Adesso ti volevo chiedere, Alessandro, di Roberto Inglese, che tu ci segni come top del match. Sì, vabbè, una delle così note meno amare della partita di ieri. Abbiamo preparato il contributo per quello che riguarda attenzione, scusami Alessandro, scusami, perché sento un ritorno in studio, chiedo alla regia di abbassare l'audio, proprio l'intercom che abbiamo aperto con la regia, per poter sentire anche Alessandro, perché altrimenti rischiamo di non sentire le parole di Alessandro Vagliasendi. Sì. Posso? Sì, vai. Ok, stavamo dicendo appunto, abbiamo dato la palma di top del match a Roberto Inglese, in considerazione del fatto che comunque anche in una giornata di penuria da un punto di vista offensivo, nelle poche occasioni in cui lui ha avuto la palla buona, ha prodotto il massimo, tra cui quella conclusione che si è stampata sulla traversa, che avrebbe potuto, proprio in quel momento della partita, perché eravamo intorno al quarto d'ora, 20° della ripresa, avrebbe potuto forse cambiare l'inerzia della partita, se invece la conclusione fosse andata dentro. A destra la curiosità che testimonia quanto è importante la vena realizzativa di Inglese per il Catania e quanto sono decisivi i suoi gol, perché solo in occasione della sconfitta di Benevento una marcatura di Inglese non è coincisa con un risultato positivo del Catania. Alessandro, ci dobbiamo fermare almeno per questo, diciamo, per anteprima corner, sì, sui discorsi che riguardano il Catania. Li riapriremo in maniera ampia questa sera a partire dalle 20:45 con corner, puntata. Sì? Sul mercato, sulle ultime di mercato. Esattamente, ci sarà un Non ti sento più. Soprattutto sulle ultime di mercato. Sulle ultime di mercato, quindi focus questa sera sulle ultime di mercato con la squadra di Corner. Grazie Alessandro, buon pomeriggio a te. Grazie, a più tardi. Adesso ci fermiamo e fra poco andremo a Palermo, dove si respira un po' di ossigeno con la vittoria sul Modena. Tutto questo fra pochissimo. Siamo di nuovo insieme con Anteprima Corner. Adesso, come anticipato, andiamo a Palermo, campionato di Serie B, e un campionato di Serie B che nel 2025 fa segnare il ritorno alla vittoria del Palermo. Buon pomeriggio Marco Gullà. Buon pomeriggio Angelo, buon pomeriggio a tutti. Allora Marco, finalmente, non so se è il caso di dirlo, il Palermo ha ritrovato il sorriso, una vittoria che ha messo insieme i due bomber forse più chiacchierati, da una parte Brunori e poi l'attaccante francese anche. Insomma, mi pare di poter dire che forse in casa Palermo si può in questo momento cominciare a stare un po' più sereni? Angelo, anche se una rondine non fa primavera, attenzione. Anche perché ieri pioveva, in un pomeriggio di pioggia e di freddo il Palermo ha ritrovato appunto la vittoria nel 2025. Ci piacerebbe dire
insomma, per i tifosi del Palermo che sono anche in ascolto, vissero tutti felici e contenti, ma bisognerà ovviamente attendere altre partite per capire se davvero la gara di ieri rappresenterà un po' la chiave di svolta del campionato della formazione di Dionisi. Di certo c'è che la gara appunto contro il Modena ha comunque messo in mostra il lato migliore del Palermo, una squadra molto pratica che è andata a segno nella prima vera occasione che ha avuto con Brunori. Brunori tra l'altro ha ritrovato il gol davanti il suo pubblico, poi è arrivata nella ripresa la rete di Leroy Aron, un altro giocatore abbastanza discusso, anche se comunque Angelo nelle ultime partite Leroy Aron si è sbloccato e soprattutto sta dimostrando di essere abbastanza caparbio, diciamo così, sotto porta. Ma è ovvio che è soltanto un indizio, per arrivare a una prova ce ne vuole un'altra, e quindi un altro indizio, e quindi sicuramente la partita contro la Juve Stabia di domenica prossima rappresenterà un ulteriore esame importante per questa squadra. È una squadra che ha ritrovato anche il pubblico, possiamo dire che è stata fatta la pace con i tifosi rosanero. Parentesi, era stato danneggiato, c'era stato questo assalto al pullman della squadra dopo la trasferta persa con il Cittadella, l'addio di De Santis, l'arrivo di Osti, insomma la rivoluzione invernale fino adesso in casa rosanero ha portato i primi frutti, ma è ovvio che bisognerà ancora fare tanto per il Palermo, soprattutto in ambito di mercato. Di certo c'è, Angelo, che Brunori ha ritrovato anche il sorriso, adesso lo ascolteremo e tra l'altro le ha detto anche una cosa molto importante, l'ha detta però in sala stampa, non nell'intervista che adesso ascolteremo. Finalmente ho parlato con un vero direttore sportivo, si è tolto qualche sassolino, più di un sassolino direi, una vera e propria stoccata a De Santis, perché come ben sappiamo, ma come abbiamo anche raccontato proprio qui ad anteprima, spesso Brunori con De Santis non sono andati d'accordo, è eufemismo questo. Allora, sentiamo le parole di Brunori. Noi nei momenti di difficoltà siamo stati sempre uniti, ci sono stati in questi mesi e i miei compagni sono stati unici, perché comunque nelle difficoltà il gruppo non si è mai sfaldato, e quindi sono veramente orgoglioso di tutti i miei compagni, e questo ci rende felici oggi, perché era una vittoria che veramente ci serviva, e quell'unione alla fine viene spontanea, perché stiamo veramente bene insieme. Noi bisogna lavorare con entusiasmo, portarci dietro l'entusiasmo di una vittoria e affrontare partita dopo partita. Siamo consapevoli delle nostre qualità, bisogna però dimostrarlo, e poi è normale che la gente, la piazza di Palermo se ne accorge, ci viene dietro, e bisogna essere bravi noi a portarci tutti con noi. È un Brunori un po' più sereno in faccia anche, quello che ha risposto alle domande ieri nel post gara, questa è l'impressione che abbiamo, un po' sollevato. Già il fatto che ha parlato è sicuramente un segnale, perché Brunori in questa stagione ha parlato rare volte, lo ha fatto a inizio campionato quando doveva, tra virgolette, risanare il rapporto con la piazza. Lo ha fatto ieri perché comunque aveva delle cose da dire. Io poi credo che un altro elemento, un altro fattore sicuramente importante per la metamorfosi del Palermo, meglio questa apparente metamorfosi del Palermo, sia stato il fatto che intanto c'è stato un cambio modulo, e un po' tutti lo avevamo segnalato, evidenziato, colleghi e non colleghi, che il Palermo col 4-3-3 andava a sbattere sempre contro un muro. Dionisi ha cambiato, finalmente molti giocatori hanno ritrovato il loro ruolo. Il Brunori ha giocato da attaccante al fianco di un'altra punta, e questo sicuramente gli dà più possibilità anche di svariare sul fronte offensivo. Ranocchia ha giocato quasi da trequartista, e da Ranocchia sono nati i 2 assist che hanno portato poi ai gol del Palermo. I centrali hanno fatto i centrali, i terzini hanno fatto i terzini, quindi non c'è stato nessun ruolo che è stato snaturato, e questa sicuramente è stata una caratteristica sicuramente importante per riportare il Palermo a galla. Quanto è importante, vediamo Angelo, la classifica anche mentre stiamo parlando, vediamo anche la classifica della Serie B, perché il Palermo in qualche modo
si rimette in una zona che è un po' più, diciamo, consona, no? A quelle che erano le aspettative, anche se l'aspettativa era di stare molto più in alto, però adesso da questa parte della classifica, nella colonna a sinistra, si intuisce che ci sta meglio il Palermo. Marco. Sì, basta una vittoria davvero poi per cambiare scenario, per cambiare visione, perché il Palermo prima della gara contro il Modena aveva soltanto 4 punti di vantaggio sui play-out, e quindi vedevi un po' il bicchiere mezzo vuoto. Adesso invece una vittoria ha cambiato, non dico tutto, ma anche una certa visione. Ad esempio, se adesso guardiamo nuovamente la classifica, diciamo che intanto la zona playoff è lì, la Canarese giocherà stasera contro il Pisa, però siamo lì a una manciata di punti dai playoff. E poi attenzione, anche il quarto posto è distante soltanto 6 punti, la Cremonese, che tra l'altro ieri ha vinto, quindi si tratta di 2 vittorie e ti ritroveresti lì. Ovvio che per il Palermo, insomma, è impossibile pensare ad altro, però certamente è una vittoria che ha nuovamente riaperto vecchi scenari. 30 secondi, ci dici se ci dobbiamo aspettare prima della prossima partita qualche innesto? Ma intanto Dionisi cercherà di recuperare gli esterni che sono stati tutti e 3 ieri assenti. Parlo di Di Mariano, Di Francesco e anche Insigne. Più probabile Insigne, un po' meno Di Mariano, sicuramente però Di Francesco dovrebbe recuperare. Quindi sicuramente Di Francesco e Insigne saranno arruolabili e adesso viene il bello, perché comunque ieri Dionisi ha giocato col 3-5-2, se ci sono gli esterni cambierà ancora modulo e chi lo sa. Lo scopriremo ovviamente nei prossimi giorni. Partita contro la Juve Stabia in casa al Barbera. Attenzione ad Adorante, perché oltre a essere avversario domenica potrebbe essere anche un obiettivo di mercato del Palermo. Grazie Marco Gullà, ci racconterai del Palermo in settimana con i servizi dei telegiornali, con anteprima ci ritroviamo la prossima settimana. Grazie. Grazie a voi. Grazie a te, ci fermiamo ancora, dopo ancora Lega Pro, parleremo stavolta di Messina e Trapani. E adesso siamo dentro all'ultimo segmento di Anteprima Corner, come annunciato Messina e Trapani. Abbiamo in collegamento sia Sergio Colosi da Messina, buon pomeriggio Sergio, vedo anche Franco Cammarasana. Buon pomeriggio a tutti e due. Buon pomeriggio Angelo. Buon pomeriggio a tutti e due. Allora, in 7 minuti dobbiamo cercare di condensare quanto è accaduto in questo fine settimana. Da una parte c'è il ritorno alla vittoria del Messina, ma mi pare di poter dire che in questo momento in casa Messina ci sono diciamo problemi più importanti dal punto di vista societario, cercare di tenere insieme la squadra, mentre invece a Trapani la sconfitta ha aperto, forse ha creato una frattura fra Antonini, non voglio dirlo, e il nuovo tecnico, il Solino Capuano e la squadra. Però andiamo con ordine, partiamo dalla situazione di Messina. I 3 punti sono arrivati, però mi pare che la strada è tutta in salita. Sì Angelo, i 3 punti sono l'ultima cosa, servivano perché il Messina mantiene questo terzultimo posto, si avvicina alla Casertana sconfitta, per cui servivano questi punti, ma la palla passa alla società, è lì che si gioca la partita più importante, perché questa società dal suo avvento con il presidente Stefano Alaimo, con il proprietario Dudu Cissé, con il socio di minoranza Pietro Sciotto, non riesce a dare segnali di svolta, segnali di risveglio, ma sembra un lento declino. 6 calciatori non sono partiti per la trasferta di Taranto, Manetta era già andato via precedentemente, e sul punto di andare via Anatriello e anche altri elementi, e soprattutto il Messina non acquista nessuno. Il direttore sportivo in pectore Roma ha rinunciato al suo incarico. In città in questi giorni è previsto l'arrivo di Tadeo, che entro metà settimana dovrà dare la risposta se collabora con il Messina. Ma Tadeo è un procuratore e, come ben sappiamo, arrivano dai procuratori giocatori bravi ma anche meno bravi, mentre quello che era funzionale all'idea di rilancio del Messina era il direttore sportivo, e Roma in questo senso conosceva la piazza, ma non ha ricevuto le necessarie garanzie, cioè non ha ricevuto quella certezza che la fideiussione sarebbe stata integrata. Se rimane la fideiussione attuale, il Messina non vedo come possa salvarsi al di là dei 3 punti contro il Taranto. Vediamo le parole, sentiamo le parole di Giacomo Modica. Arrivano.
Non poteva essere una bella partita, però è stata molto intensa, tirata, nessuno delle due voleva perdere. Sono stati bravi i miei ragazzi a cercare, attraverso anche tanta pazienza e tanta disponibilità per quello che c'era dentro la gara stessa, a fare cose, non dico bellissime, ma importanti. Abbiamo cercato di fraseggiare, abbiamo cercato di arrivare attraverso un palleggio, abbiamo cercato anche con combinazioni. Abbiamo avuto una bella opportunità all'inizio con Anatriello, poi loro hanno avuto anche un'opportunità di fare gol, però poi sotto l'aspetto e la supremazia in mezzo al campo penso che noi siamo stati bravini, insomma, abbiamo fatto il nostro dovere. L'intervista tratta dal canale YouTube della CR Messina. Sergio, il prossimo impegno della squadra giallorossa. Messina giocherà lunedì prossimo, per cui lunedì 20 gennaio alle 20:30 in casa al Francoscoglio contro il Crotone, che ieri ha realizzato 3 gol contro il Trapani e viene dato in grande forma a 2 ottimi attaccanti che sono Gomez e Tumminello. Partita sicuramente difficile, ma il punto interrogativo è con quali elementi il Messina giocherà questa gara, e con questo ti auguro un buon pomeriggio a te e ai spettatori. Grazie Sergio, ci racconterai allora di questo avvicinamento del Messina al prossimo impegno in casa con il Crotone. Adesso andiamo invece da Franco Cammarasana, che abbiamo già intravisto a Trapani. Franco, la sconfitta di ieri è una sconfitta pesante, una sconfitta che brucia, fra le altre cose, contro una squadra che tutto sommato è una pari del Trapani, perché le ambizioni del Trapani sono quelle di lottare per la promozione, però 3 gol sono arrivati in pochissimo tempo e a fine partita il presidente Antonini è stato una sorta di vulcano e non ha permesso a nessuno di parlare. Che cosa sta succedendo? Mi senti? Sì, ti sento perfettamente. Ah, perfetto. Dicevo, una partita che è maturata già nel primo tempo, quando il Trapani, col proposito di vincere finalmente la prima partita dell'era Capuano, si è spinto forse in maniera sconsiderata in avanti. È una squadra matura come il Crotone, squadra che il Trapani aveva battuto all'andata. Ogni volta il Trapani ha perso palla a centrocampo in maniera molto lucida, oserei dire, ha azionato il suo contropiede e soprattutto con un centrocampo che ha gente come Barberis, Gallo e Vitale, ha azionato il contropiede con estrema lucidità, ha realizzato 3 gol al 25esimo, l'avete visto, con François Giron, e poi con i 2 attaccanti che sono 2 perle davvero per una squadra di Serie C. Mi riferisco a Tumminello, che è un trapanese puro sangue, al 32esimo su un velo di Gomez, e poi al 39esimo un altro contropiede con un asset di Vitale per il centravanti Gomez. E lì è finita la partita. Niente o quasi nulla nel secondo tempo, se non la grande contestazione e i fischi del provinciale nei confronti della squadra a fine partita, ma non è finita lì, perché i tifosi e una parte dei tifosi della curva nord a fine gara si sono riversati davanti ai cancelli dello stadio, davanti al cancello dove solitamente escono i giocatori, hanno voluto un confronto con il capitano Sabatino e altri giocatori, chiaramente per stimolarli a prestazioni un pochino più decorose, oserei dire, di quella offerta ieri pomeriggio. Franco, mentre vanno le immagini, volevo capire qual è l'umore. Sappiamo che certamente è nero del presidente Antonini, che ha ordinato praticamente il silenzio stampa. Cosa significa questo silenzio stampa? Cosa può significare? Guarda, secondo me per un pochino calmare l'ambiente, perché ieri sera chiaramente i toni non sono stati molto, ecco, sono stati molto accesi, e poi per creare in seno l'ambiente granata quel clima di, diciamo, serenità, che possa consentire intanto ai giocatori di lavorare, almeno quelli che rimarranno a Trapani, col Trapani, e alla società in settimana di operare gli altri acquisti programmati. Antonini ieri sera in un post su Twitter ha detto che in settimana arriveranno i nuovi, già si sanno i nomi un pochino sui quali la società intende orientarsi per quanto riguarda
l'attacco, si parla di con più insistenza, sembra che l'operazione sia stata già conclusa, di Anatrello, il generale Anatrello del Messina, se ne parla da diversi giorni, che è di proprietà in pratica del Bologna, poi di Cristian Tomasini, altro attaccante del Gubbio. Questo è un attaccante però, mentre Anatrelli ha 21 anni, Tomasini è un classe 98, quindi di maggiore esperienza, e poi quantomeno un difensore. Ettore Quirini, per esempio, della Lucchese, è uno dei papabili, come dall'Avellino potrebbe arrivare Alessio Tribuzzi, uno che già ha giocato anche in Serie B, molti lo conoscono col Frosinone, è stato anche a Crotone. Questi i primi nomi. Ci sono altri nomi come quelli di un altro difensore di esperienza, ma pare che questa operazione e qualche altra non possano essere concretizzata nel corso di questa settimana, perché le società che hanno in forza attualmente questi giocatori non li vogliono cedere se prima non hanno la certezza dei sostituti. Quindi, sempre così, bisogna aspettare chiaramente che arrivi qualcuno prima di cedere chiaramente quelli che si hanno in casa. Però il Trapani ha una grossa esigenza. Si sperava di completare o quasi l'organico a disposizione di Ezzelino Capuano in questi giorni, perché il Trapani la prossima settimana è chiamato a un appuntamento, oserei dire importantissimo se non decisivo per la sua stagione, quello della Coppa Italia, perché affronterà il 22 il Rimini al Provinciale nella gara di andata della semifinale. Questo visto come si è allungata la classifica della Serie C e quanto il Trapani è lontano dai primi posti della griglia dei playoff, chiaramente la Coppa Italia, come fu lo scorso anno per il Catania, potrebbe essere una via d'uscita molto importante, diciamo, ecco. E però come il Trapani si presenterà ai prossimi impegni? Intanto sabato affronterà il Taranto, e questo già sotto l'aspetto psicologico con una vittoria potrebbe facilitare un pochino il compito, ma poi arriva il Rimini, che non è certamente una squadra ultima arrivata. Bene, grazie allora Franco Camarazzana, ci fermiamo qui per Anteprima Corner, con te ci rivediamo lunedì prossimo, ovviamente in questo spazio, e poi il Trapani ce lo racconterai in settimana e capiremo che cosa succederà anche da un punto di vista di mercato. Grazie, buon pomeriggio anche a te, ci fermiamo. Buon pomeriggio a voi. Grazie. A risentirci. L'appuntamento con Corner è stasera alle 20:45 su Telecolor. A tutti ancora una volta buon proseguimento con i programmi Telecolor.